nona edizione del premio Damarete, oggi qui all'Istituto Niccolò Gallo, un premio importante che stiamo vedendo la sala piena, coinvolge tutto il territorio su tematiche importantissime quali quello della solidarietà, discutere di violenza contro le donne, insomma tanta carne al fuoco. Sì, siamo arrivati alla nona edizione, come dicevo prima non è facile arrivare per un'associazione a nona edizione, in realtà nona edizione di Damarete, ma 16 anni di telefono aiuto, quindi ancora un traguardo ancora più importante. Oggi siamo qui veramente con tutti i posti sold out, sono tutti pieni. Daremo dei riconoscimenti agli insegnanti, ai docenti, ma anche ai presidi. Quest'anno c'è la novità di dare un premio in ricordo del dottore Gatto e quindi diciamo, siamo tutti messi qui per condividere questo momento. Ricordiamo un premio a cui tu ci tieni tantissimo, quello per tua madre che è stato per te un faro oltre che una sostenitrice dell'attività sin dalle prime armi. C'è il premio per i docenti che mi prende personalmente perché in pratica mia mamma è stata quella che ha creduto per primo al telefono aiuto, ha donato la sua abitazione e ci ha anche finanziato per tanti progetti. Sono 24 istituti scolastici che stamattina sono presenti qui all'auditorium del Niccolò Gallo, oltre 300 gli alunni che hanno partecipato e quindi questo è il nostro lavoro, il lavoro di sensibilizzazione delle giovani generazioni. Questa mattina la parola sarà data appunto ai ragazzi, ai bambini, perché ci saranno anche ragazzini, bambini della scuola primaria che hanno partecipato, quindi tutte le età per dire no alla violenza. Tanti premi speciali anche in particolare? Sì, ci sono tanti premi speciali, calendari, libro tattile, hanno inventato di tutto per dire no alla violenza, ma molti video, anche addirittura abbiamo aperto con una coreografia e un balletto, ci sarà una canzone pure dedicata proprio a questa giornata, quindi grazie ai ragazzi. Un riconoscimento importante questo avuto oggi qui col premio Damarete per l'attività del vostro istituto. Sì, evidentemente ormai è in maniera sistematica che partecipiamo a questa proposta a cui crediamo tanto, che incide profondamente nelle coscienze degli studenti ma dell'intero territorio. Quindi un grazie sentito agli organizzatori perché ancora una volta fanno riflettere sui veri valori della vita. Io dovevo ringraziare per quanto riguarda tutta la commissione perché effettivamente ci è stato assegnato questo premio in onore del dottore Gatto, è una persona che effettivamente si è distinta tantissimo nel corso della sua vita e che per me è un grande onore ricevere questo dono. Sicuramente sarà un esempio per i nostri ragazzi, un esempio oggi, una partecipazione importante da parte nostra perché per quanto riguarda questi temi l'Enrico Fermi è sempre in primo piano, partecipa attivamente e i ragazzi hanno immediatamente aderito a tutte le iniziative che ci sono state proposte. Sì, io oggi sono profondamente emozionata perché il riconoscimento che il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento mi conferirà è davvero un premio importante in memoria di una grande donna, di una grande educatrice, di una grande insegnante, colei che sicuramente è ancora viva tra noi e dà la speranza e il coraggio alle donne. Io mi sono solo limitata come insegnante a cercare di sensibilizzare i miei ragazzi sul tema della violenza. Quindi abbiamo lavorato con attività di formazione, informazione, di sensibilizzazione, abbiamo organizzato convegni, partecipato a convegni e abbiamo anche lavorato con notevole impegno a questo concorso Damarete.